complicato, anzi forse le parole di Don Carmine, che è proprio una persona che ha dedicato la sua vita, la sua missione agli altri, perché lui ha scelto di essere sacerdote non soltanto come un mestiere, ma una scelta di campo, di esserci, di combattere, di essere ogni momento accanto a chi soffre, e quindi le sue parole vanno veramente come pietre e ci sono servite molto per entrare nel vivo di quello che oggi di cui oggi parleremo. Io mi chiamo Carlo Alfaro, sono un autore, molti di voi mi conoscono, ma oggi siamo qui con la nostra associazione per presentare uno spettacolo importantissimo. Questo è uno spettacolo che è stato scritto nel 1994, immaginate quanto tempo fa, eppure è ancora così attuale, perché parla di argomenti di cui oggi si parla moltissimo. Penso che tutti voi parlate di Gomorra, o almeno ne avete sentito parlare, si parla di Camorra, si parla di malavita, però non è un telefilm, non è una fiction, sono cose che succedono veramente, e quello che vedremo adesso, questo spettacolo, è una storia di fantasia scritta da un grandissimo regista, drammaturgo, un napoletano, Fortunato Cambino, che ha vinto premi in tutto il mondo, e quando scrisse questa storia nel 94 era all'inizio che si parlava, poi sono venuti libri, sono venute le fiction, se ne parla tantissimo adesso di malavita, di Gomorra, di cattiveria, però lui fu proprio quello che iniziò a parlare di questo, e ne ha parlato in un modo che poi è piaciuto in tutto il mondo, perché ne ha parlato in un modo poetico. Lui ha raccontato la storia di una famiglia che sfrutta dalle persone cattive, dalle persone che sfruttano un momento di debolezza e si insinuano nella loro vita, e a poco gli tolgono tutto, gli tolgono gli averi, il lavoro, perfino la dignità. E questa famiglia di cui si parlerà in questo racconto, in questo lavoro teatrale, è una famiglia che scende veramente nell'inferno, che sembrava avere tutto, un papà, una mamma, una figlia felici, con una casa, un lavoro del benessere, ma poco a poco, a causa di un errore nel fidarsi di persone sbagliate, cadono in un precipitano in un baratro che li porta addirittura a scendere nella Napoli sotterranea. Voi sapete che Napoli c'ha la sua parte che tutti conosciamo, le sue strade, i suoi negozi, i suoi monumenti bellissimi, tutta la sua storia, è tutta una storia sotterranea, perché c'è tutta una rete che è stata costruita anche sotto nella città, che inizialmente serviva per le reti idriche, quindi all'epoca proprio dei romani, per l'approvvigionamento idrico della città, man mano che poi la città di Napoli si era espansa, e poi dopo questa città è stata usata anche nella guerra, quando le persone si dovevano nascondere lì sotto per difendersi dai bombardamenti. E questa città adesso è visitabile, non so se qualcuno di voi è mai andato a vedere la Napoli sotterranea, fanno dei tour che sono molto interessanti. Poi la leggenda vuole che lì sotto ci vivono i monacelli, questa figura leggendaria, questa persona questo fantasmino che vivrebbe, e quindi i protagonisti di questa storia vanno a vivere nella Napoli sotterranea dopo che la Camorra li ha completamente distrutti. Una storia che ha vinto dei premi importanti, il premio Giancarlo Siani dedicato proprio a quel giornalista che fu vittima della Camorra, il premio Girulà, il premio Giuseppe Fava, e che è stata replicata più di 1000 volte. Pensate, dal 94 a oggi più di 1000 repliche, ragazzi di tutto l'Italia hanno assistito a questo lavoro. Poi Fortunato Cambino l'ha portato pure in diversi festival, in diverse manifestazioni. Gli attori sono cambiati, non sono sempre gli stessi, ogni volta sono stati attori diversi, però il nucleo è sempre quello, quella storia di grande dolore, di grande sofferenza, una storia che a volte ci fa anche dispiacere, perché vediamo quanto può arrivare la cattiveria umana, però quella purtroppo è la verità, e quindi conoscere la cattiveria ci deve dare, come ha detto il grande Don Carmine, il giudice, che è una persona che ammiro tantissimo, un faro veramente della nostra comunità, e il conoscere la cattiveria ci deve dare la forza di svegliarci, di reagire, perché noi abbiamo una parte di noi che è la coscienza, no? La parte che ci fa riflettere, che non ci fa vivere come semplici animali, ma ci fa ragionare, ci fa avere delle emozioni. Il nostro cuore batte a volte più veloce, a volte più piano, perché è un cuore fatto di emozioni, di sentimenti, ed è proprio da questi sentimenti che dobbiamo partire per risvegliarci. Allora possiamo iniziare, e vi presento la nostra vicepresidente della nostra associazione, Miriam Cazzari.